per la quarta volta ho avuto una rapina e una spaccata al bar, all'attività, e con scasso delle slot, ma sì, e altro materiale che c'era in vetrina, in frigo e compagnia. Cronaca di 24 ore di razzie nei bar della provincia. Le bande di predoni non allentano la morsa e continuano a tenere sotto scacco le periferie. All'alba di ieri tocca al bar sport di Caerano. I ladri entrano, puntano alla slot machine che viene scassinata, poi arraffano un po' tutto quello che trovano. Stesso lo schema utilizzato al bar All'Arco di Venegazzù. Ingresso forzato e poi dritti alle macchinette. Il terzo colpo, la scorsa notte, alla gelateria Feltrin in centro a Spresiano. Qui è maggiore il conto dei danni che il valore del bottino. Pochi spicci di fondo cassa a fronte di una vetrata divelta. Ancora non si sa se i tre furti siano opera di uno stesso gruppo di malviventi. Notizie incoraggianti arrivano però sul fronte del contrasto alla criminalità. Ad annunciarlo il comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, oggi in visita a Venezia. In un incontro avuto con il governatore Zaia ha spiegato che nei prossimi mesi si lavorerà per portare più carabinieri in servizio nel Veneto. Ho promesso, e cercherò di farlo sicuramente già dai prossimi mesi, di cercare di rinforzare ulteriormente i presidi della regione. Nel frattempo i carabinieri hanno assicurato alla giustizia una banda di predoni che per mesi ha imperversato a nord-est, anche in provincia di Treviso. Ecco la refurtiva sequestrata, oggetti per un valore di 400.000 euro, oltre a 4 quintali di argento. La banda era composta da 9 albanesi e un rumeno ed è accusata di una ventina di colpi ai danni di negozi, aziende ed abitazioni private.